la più antica arte marziale giapponese. La Fudoshin del maestro Mario Spiller, settimo dan di karate Shotokan, settimo dan di Jiu-Jitsu, istruttore di secondo livello di Krav Maga. Jiu-Jitsu, l'arte della cedevolezza, era l'antica arte insegnata ai samurai. In questa prima dimostrazione viene dimostrato una serie di tecniche di utilizzo del gioco di mani, deviazione, immobilizzazione dell'avversario. Agata e Giada Pelà. Tecniche di applicazione del Jiu-Jitsu. Vorrei ricordarvi un dettaglio non da poco. La Fudoshin l'anno scorso ha aperto i campionati del mondo di karate con una esibizione molto apprezzata dalla Federazione Serba di Karate, organizzatrice. Presenti il maestro Mario Spiller, Agata, Giada e Claudio Bugnoli. Il Jiu-Jitsu, il papà, diciamo, di due arti marziali che abbiamo visto prima, e cioè il judo e l'aikido. Come tutte le arti marziali ha i suoi fondamentali e i suoi kata. Agata e Giada si stanno esibendo in un kata che si chiama Nage no Kata, il kata delle proiezioni. In uno stile, forse lo stile più antico di Jiu-Jitsu, lo stile dell'Ondai Yoshin Ryu, ovvero del vero corpo e spirito del salice, come figura di cedevolezza e di adattamento alle avversità che possono riscontrarsi nella vita e nelle situazioni più pericolose. Anche nel Jiu-Jitsu si impara a proiettare, si impara a colpire, ma soprattutto a squilibrare, perché laddove l'avversario non è più in equilibrio, non ha più la capacità di reagire con la stessa potenza, precisione e velocità che avrebbe nel caso di equilibrio stabile. I kata del Jiu-Jitsu sono sempre a due. Si distinguono le figure del Tori e del Luke. Il Tori è quello che difende, che fa la tecnica. Luke è quello che porta l'attacco. Come abbiamo già visto, apre e chiude con il Tori. Terzo danno di Jiu-Jitsu. Maestro Mario Spiller è
Agata Pelà. Tecniche di difesa personale. La forza è sì e no il 10% della tecnica, il resto è fatto dallo squilibrio e da leve che vengono portate alle articolazioni che le rendono estremamente efficaci e che insegnano una cosa: il rispetto per il proprio perché, in quanto abbiamo a che fare con le parti più deboli del corpo. La concentrazione quindi anche negli allenamenti e non solo nelle dimostrazioni deve essere sempre al massimo livello. Quando vedete che un atleta comincia a battere per terra, vuol dire che in quel caso la torsione, la leva, la pressione è davvero molto molto dolorosa. È il segnale al Tori di smettere con l'applicazione. Al termine sempre un po'. Il Jiu-Jitsu come scuola di samurai e quindi non solo tecniche di difesa a mano nuda, ma anche tecniche e utilizzo delle armi dei samurai. Molti di voi conosceranno la più nota katana, la celebre spada samurai, impugnata adesso da Jada, ma altrettanto temibile è l'arma usata da Agata, chiamata naginata. Un'arma che colpisce a distanza, una sorta di alabarda, i cui fondamentali vengono mostrati da Alex, che si sta esibendo nelle tecniche nel kata del bastone lungo, il shobo, che prefigura tecniche di percussione, di taglio, poi portate con la naginata. Il furibone, il bastone roteante, non solo un esercizio di abilità, ma di interruzione. I chiari, parte fondamentale dell'inizio della disciplina, la liberazione di energia che contribuisce all'efficacia del colpo. Abbiamo visto la naginata, la katana, esiste un'altra arma tipica samurai, la spada corta, il wakizashi. La binata veniva normalmente chiamata il daimon. Questa è una forma, un kata. L'utilizzo della spada corta sulla spada più lunga. Osservate come il maestro Spiller va al millimetro su Agata, a testimoniare la concentrazione e la precisione di questo tipo di pratica.
La spalla non è finta, questo ha la consistenza del braccio di un uomo, tagliato dove fosse duro. Un applauso per la Yoshin. Chiamo il maestro per rispondere per cortesia. Un applauso per la dimostrazione al maestro per rispondere, Yoshin Dodo.